Buonasera a tutti, sono Marisa Galbussera, consigliera dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Benvenuti a questo evento, questa serata, dal titolo Diritti civili e discriminazioni, dignità e responsabilità degli esseri umani. Questa serata e questa chiacchierata è organizzata dall'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto. Ringraziamo in particolare il Comune di Padova e il Sindaco Sergio Giordani per averci ospitati, l'Assessorato alle politiche di genere e pari opportunità, in particolare l'assessora Marta Analin, e ringraziamo anche l'assessora Francesca Benciolini, assessorato alle risorse umane, cooperazione internazionale, pace e diritti umani. Una brevissima introduzione, abbiamo scelto il 10 dicembre, che è la giornata di oggi, proprio perché oggi si celebra la giornata mondiale dei diritti umani. È una celebrazione sovranazionale che si tiene appunto in tutto il mondo. La data appunto è stata scelta per ricordare la proclamazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani il 10 dicembre del 1948, che recita l'articolo 1, tanto vale come dire ripassare, no, questo articolo molto bello e molto commovente per certi versi. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. Quindi la dichiarazione è frutto di una elaborazione secolare che parte dai primi principi etici classico-europei stabiliti dal Bill of the Rights e dalla Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America, ma soprattutto dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino stesa durante la rivoluzione, poco dopo la Rivoluzione francese nel 1789, i cui elementi di fondo, appunto i diritti civili e politici dell'individuo, sono confluiti in larga misura in questa carta così importante. Per questa ragione oggi parliamo di diritti civili o diritti umani, che è lo stesso, e di ciò che fa da freno all'attuazione dei diritti civili, come le discriminazioni che, come sappiamo, nonostante noi viviamo nell'Occidente post-industriale, continuano, ahimè, ad affliggere la nostra società cosiddetta civile. Quindi vi presento i relatori di oggi, o meglio gli ospiti di questo dibattito, di questa tavola rotonda. Cominciamo con... Scusate, prima darei la parola allora al Presidente dell'Ordine degli Psicologi e poi agli assessori e poi vi presento i relatori, scusate. Vieni qua. Grazie mille Marisa. Come Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto abbiamo pensato di organizzare questo evento per un motivo molto semplice. All'interno della struttura concettuale della professione di psicologo, già nella struttura del codice deontologico della professione, c'è un impegno alla validazione, e uso proprio il termine di validazione, che deve essere un'azione quindi proattiva, energica, attiva, nell'eliminazione di ogni discriminazione e nel riconoscimento dei diritti umani, civili e sociali di ogni cittadino, cittadina, indipendentemente da quelle che sono, il nostro codice deontologico lo elenca riprendendo anche qui da un dettato costituzionale, quindi con un riferimento molto alto nella sua fondazione, qualunque tipologia di fattore discriminante, perché ogni fattore discriminante è un fattore che crea un vulnus psicologico e la salute mentale, la salute psicologica, il benessere psicologico parte da un'affermazione attiva dei diritti umani. Ecco, da questo punto di vista mi preme sottolineare che anche come ordine su questo siamo molto, molto attenti e attenzionati, che andare a lottare contro le discriminazioni non è un lottare contro qualcosa, ma è un affermare attivamente dei valori universali e a priori dell'essere umano. Da questo punto di vista, quindi l'azione professionale degli psicologi e delle psicologhe deve sempre focalizzarsi su queste dimensioni. Oggi abbiamo pensato di avviare con questo evento non tanto una celebrazione formale, perché
le giornate, le famose giornate, la giornata di questo, la giornata di quello, spesso diventano terreno di retorica, terreno di celebrazioni simboliche, tanto per dire che abbiamo fatto qualche cosa. Vuole essere un avvio, l'abbiamo scritto anche nella nostra presentazione, vuole essere l'avvio di un attenzionamento attivo in cui riteniamo di avere una responsabilità etica, e qui deriva proprio da un termine di ethos, nel suo origine, nella sua radice filologica, di etica della lotta attiva, delle discriminazioni e della valorizzazione di alcuni universali psicologici dell'essere umano. Noi svilupperemo una serie di altre iniziative nel corso anche del 2022, che cercheremo di tenere di alto profilo per tenere attiva l'attenzione e la sinergia tra dimensioni istituzionali. Io sono anche contento e ringrazio il Comune di Padova che su questo ha presentato una forte sensibilità, ringrazio i relatori che hanno appunto consentito di essere presenti e di portarci le loro competenze e i loro spunti di riflessione, perché riteniamo che veramente la costruzione di una cultura del diritto umano parta da questo, da una rete di sinergie tra tutti gli attori, che sono gli attori istituzionali, gli attori politici, e anche quei politici intesi non nel senso politici partitici, ma politici nel senso di polis, di costruzione di una cittadinanza collettiva che parte dal rispetto delle differenze e delle caratteristiche individuali. Nel momento in cui noi non affermiamo le caratteristiche dell'individuo, viene a mancare il fondamento della polis, il fondamento dello stare insieme, perché per stare insieme dobbiamo essere uguali. E nel momento in cui qualcuno qualcosa nega l'essere uguali, andiamo a minare, a creare proprio un vulnus al concetto stesso di polis. Allora, da questo punto di vista, un'azione ordinistica deve essere un'azione affermativa in questo senso. Quindi oggi iniziamo un percorso di riflessione, un percorso di interazione che vogliamo appunto portare avanti in itinere. Crediamo che da questo punto di vista, e questo lo voglio proprio evidenziare, l'azione degli ordini professionali non può essere neutrale, non possiamo essere neutrali, perché essere neutrali su temi universali, su temi di valori a priori, significa non essere dalla parte di questi valori che sono valori costituzionali. Allora, da questo punto di vista, prendere posizione, il non prendere posizione non è neutralità, ma è pavidità rispetto a dei valori. Allora, da questo punto di vista, ecco, noi vogliamo essere qui per testimoniare il fatto che non possiamo essere pavidi rispetto a valenze di natura costituzionale e civile. Grazie, buon pomeriggio a voi, grazie di aver scelto comunque di organizzare questo evento insieme al Comune di Padova. Oggi ci sono tantissime iniziative in giro per la città proprio per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani. E quindi io sono qui a portare i saluti del sindaco, ovviamente, dell'assessora Benciolini che, avendo la delega ai diritti umani, sta girando come una trottola nei diversi eventi, e dell'amministrazione intera. È qui presente anche l'assessore Bressa, quindi insomma siamo qui contenti, ecco, di esserci. Partirei da un assunto, da un presupposto che credo sia un po' alla base anche di quello che veniva detto prima, ed è che i diritti o sono di tutti o diventano privilegi, cessano di essere diritti. E questo, quando sono privilegi, ci porta a due conseguenze. Da un lato, che questi privilegi diventano espressione di diseguaglianze e di discriminazioni, e dall'altro insinua il pensiero che chi ha questi diritti, questi privilegi, debba difenderli, perché è come se non ce ne fossero abbastanza per tutti e quindi vanno difesi dagli altri. E questa cosa della difesa nasce un po', forse è più forte quando si parla dei cosiddetti diritti sociali, perché ci raccontano che sono i diritti che costano, ma in realtà la narrazione ha spostato questo pensiero, questa paura anche verso i diritti umani, i diritti civili, e credo che questo sia molto pericoloso. L'articolo 3 della Costituzione di fatto afferma da un lato il principio di eguaglianza, ma soprattutto poi chiama in causa la Repubblica in tutti i suoi livelli di governo per rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza, al fatto che si realizzi davvero questa eguaglianza. E quindi di fatto chiama la responsabilità forte di tutte e tutti di tenere alta l'attenzione, soprattutto in momenti di crisi e di emergenza, perché i diritti umani, i diritti civili, anche laddove siano universalmente riconosciuti,
rischiano sempre di essere messi in discussione, e in periodi di emergenza questo è ancora più forte, come se contasse altro, e quindi di fatto rischiamo un po' di perdere l'importanza e il senso di questi diritti che costruiscono la nostra democrazia. E quindi credo che, riprendendo un po' quello che diceva Papisca, di fronte alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ognuno è responsabile per ogni persona, e questo lavoro, questa intenzione dell'ordine credo che dia proprio la sensazione, non solo la sensazione ma anche l'esempio di un'acquisizione di responsabilità che non può essere chiaramente solo delle istituzioni pubbliche, ma che deve essere di tutti i soggetti, ma soprattutto poi anche di ogni cittadino e di ogni cittadina. E di fatto nessuno si deve chiamare fuori. Concludo solo ricordando che oggi si festeggia a Padova, si festeggiano anche i 40 anni del centro di Ateneo, la costituzione del centro di Ateneo per i diritti umani. Di fatto il primo centro universitario che si chiama così e che si occupa di questi temi, e lo fa in collaborazione con le altre istituzioni del territorio e con tutti i soggetti del territorio che ritengono di dover difendere, di avere un compito importante di difesa dei diritti umani. Ecco, quindi io vi ringrazio per questa opportunità di arricchire la discussione su questi temi e tenere acceso il riflettore anche in un momento di crisi e di difficoltà che rischia di spostarci un po' dall'attenzione su questi temi che devono invece rimanere centrali. Quindi grazie a voi. Grazie Assessore davvero per le parole molto precise, e grazie anche al Presidente dell'Ordine degli Psicologi Luca Pizzullo, perché con Alessandro è da tempo che cerco di stalkerarlo perché venisse a fare un intervento all'Ordine degli Psicologi, proprio perché chi si occupa in specifico di quello che possiamo chiamare il materiale umano, nel senso della psiche, no? dei soggetti, e non c'è soggetto senza psiche, ha bisogno a volte di ripassare, non sempre, ma a volte di ripassare quelli che sono i capisaldi, no? del nostro stare con l'altro a livello comunitario. Quindi ora presenterei l'onorevole Alessandro Zan, da sempre in prima linea per la lotta ai diritti civili, politico e attivista LGBT. Nel 2006 come consigliere comunale di Padova ha ottenuto il primo registro anagrafico per le coppie di fatto in Italia, in tutta Italia. Ora come deputato è il relatore del disegno di legge contro l'omofobia, la transfobia, la misoginia e l'abilismo, chiamato appunto DDL Zan, una proposta che ha agitato e ancora sta agitando come poche volte nella storia della Repubblica un dibattito acceso, a volte anche molto accalorato, sia dentro che fuori il Parlamento. Ne hanno parlato a lungo i giornali, ne hanno parlato come dire, in termini a volte precisi e in termini a volte meno precisi. Ha scritto anche un libro che mi permetto di segnalarvi, di solito non lo facciamo come ordine, ma siccome in questo caso si tratta di una cosa un po' particolare, merita di essere letto perché l'onorevole Zana ci racconta anche la sua storia, no? Oltre che la sua esperienza nel portare avanti il DDL che porta il suo nome. Niente, darei la parola all'onorevole Zana che ci racconterà qualcosa sull'argomento di oggi. Grazie Marisa, ci conosciamo da tempo, e grazie a tutti voi, al Presidente dell'Ordine e appunto a tutto l'Ordine delle psicologhe e degli psicologi del Veneto, perché non è vero che mi hai stalkerato, lo faccio, sono qui con molto piacere ed è un'occasione anche molto importante di confronto
su un tema su cui diciamo gli psicologi hanno avuto un ruolo molto importante anche nella stesura della legge, no? Del DDL Zan, perché poi questa legge non ha solo una parte, io ne parlo al presente perché come sapete tutti è accaduto quel fatto al Senato, c'è quella famosa Pagliola che ha bloccato la legge, in realtà non l'ha tecnicamente affossata perché ci sono 6 mesi di fermo, finiti questi 6 mesi ad aprile la discussione, ovviamente se non ci saranno elezioni anticipate, se non ci saranno altre, appunto che cade la legislatura, ma a quel punto la legge ripartirà con la discussione in aula al Senato, sapendo ovviamente che la partita è molto complicata, anzi forse una mission impossible, proprio perché con il voto segreto quello stesso Senato, tra l'altro, apro la parentesi, fatto tutto quasi tutti di quelli applaudivano, gioiosi per averla fermata, erano tutti maschi di una certa età, che dà l'idea di come anche la presenza nelle istituzioni non corrisponde con il sentire comune, il sentiment comune degli italiani e soprattutto delle nuove generazioni, perché le nuove generazioni, la generazione Z che è scesa in piazza, in tutte le piazze italiane dopo quell'applauso, non può votare al Senato, perché al Senato fino alla scorsa legislatura potevano votare quelli che avevano compiuto 25 anni. Da oggi, con una riforma costituzionale che abbiamo approvato in questa legislatura, potranno votare al Senato anche i diciottenni, e questo è già un fatto positivo perché, io lo dico sempre, i giovani che sono quelli che spingono di più, e questo è un segnale molto positivo di incoraggiamento per le battaglie, per i diritti, per la sostenibilità ambientale, per la legalità, no? Devono poter esprimere anche attraverso il voto e devono avere una rappresentanza, no? Una classe politica rappresentativa anche delle loro esigenze, appunto dei loro sentimenti. Dicevo che gli psicologi proprio su questi temi, proprio perché la legge non ha solo una parte penale che contrasta i crimini d'odio, che è sostanzialmente l'estensione di una legge che esiste già, la legge Mancino, che contrasta i crimini d'odio per ragioni razziali, religiose, etniche e di nazionalità. Ma c'è tutta una parte di azioni positive che intervengono proprio per contrastare i crimini d'odio e le discriminazioni a partire dalla scuola, che è l'agenzia educativa più importante, con l'applicazione di una parte della buona scuola che è una legge del 2015 e che interviene proprio per inserire all'interno dei percorsi formativi nelle scuole, nel rispetto dell'autonomia scolastica, tutti i percorsi contro le discriminazioni e per la valorizzazione di tutte le differenze. E oltre a questo noi abbiamo fortunatamente già realizzato e finanziato i centri antidiscriminazione, che siamo riusciti a stralciare dal DDL Zan, ipotizzando, avevamo fatto bene, che il percorso sarebbe stato difficilissimo, quello della legge Zan. Dunque abbiamo approfittato l'anno scorso del cosiddetto decreto agosto per infilare, per stralciare dalla legge i centri antidiscriminazione e metterli al sicuro, approvando il decreto agosto. Cosa sono i centri antidiscriminazione? Sono dei centri come i centri antiviolenza, no? Per la questione delle donne, che sono rivolti alle vittime LGBT+, vittime di violenza. Sono centri che danno assistenza psicologica, legale, di mediazione familiare, perché in molti casi questi centri accolgono ragazzi giovanissimi che sono cacciati di casa dai propri genitori quando fanno coming out, non sanno dove andare, parliamo ovviamente di ragazzi sempre maggiorenni, non sanno dove andare e vengono buttati fuori di casa, e questo rende
urgente la realizzazione di questi centri. Ci sono alcuni centri nelle grandi città, ma l'obiettivo di questa legge è quella di realizzarli in tutte le città italiane. Sono già stati assegnati 78 bandi con il finanziamento di nuovi centri antidiscriminazione e poi sono state finanziate anche le case rifugio che funzionano esattamente come le case rifugio per le violenze nei confronti delle donne. Ogni centro antidiscriminazione riceve 100.000 euro nel bando ogni anno e ogni casa rifugio 180.000 euro, per darvi l'idea del fatto che questa è una cosa concreta che si sta già realizzando dalle associazioni che si occupano nel territorio di questioni di discriminazioni, però in rete, ad esempio con le amministrazioni pubbliche e anche con altri enti. Più la rete è articolata ed è vasta e più questi progetti hanno la possibilità di ottenere finanziamenti. Ma devo dire che stanno partendo in tutta Italia la realizzazione di questi centri antidiscriminazione, e questa rete sarà molto importante perché si avvarrà anche di tanti professionisti, di tanti psicologi, psicoterapeuti che potranno ovviamente intervenire nel contrasto alle violenze e per dare assistenza alle vittime di violenza, di discriminazione, di bullismo e così via. Dunque, per questo dico che è importante, cioè sono molto contento e onorato di essere qui, perché appunto gli psicologi e le psicologhe hanno un ruolo fondamentale in questo senso. Le parole del Presidente mi confortano, proprio perché purtroppo nella scena politica italiana il tema dei crimini d'odio non è stato considerato patrimonio comune, come esiste in tutti i paesi avanzati europei, ma è stato utilizzato come tema divisivo per un contenzioso politico e per un consenso politico sulla pelle, dico io, delle persone, perché stiamo parlando di una legge che esiste in tutti i paesi civili europei, non solo, è una legge molto semplice. In Francia è stata approvata nel 2004 dalla destra, peraltro, dunque questo sta a significare che questo non è un tema che non dovrebbe essere di parte, ma invece purtroppo in Italia si è trasformato in un dibattito politico, anzi uno scontro molto duro che è stato caratterizzato da tantissime disinformazioni. Vengono raccontate ancora un sacco di fake news su una legge che, essendo scritta nero su bianco, non dovrebbe essere interpretabile, perché appunto è una legge e dunque scritta in modo chiaro, è anche breve, relativamente breve. Dunque questa legge è costituita da due parti, una di contrasto penale ai crimini d'odio con l'estensione della legge Mancino, e poi tutta un'altra serie di azioni positive. Il tema centrale che è legato alla necessità di una legge contro i crimini d'odio, perché nel dibattito politico è passata anche l'idea che le leggi per contrastare le violenze ci sono già e dunque non serve una legge, anche perché siamo tutti uguali, dunque non serve una legge che dia una tutela rafforzata a dei gruppi sociali che sono oggetto di discriminazioni, perché siamo tutti uguali, le leggi sono già, se tu ricevi un cazzotto, no, c'è già la legge che ti punisce l'atto. Non capendo in realtà, lo diceva bene prima il Presidente, ma anche l'assessora Nalin, che se tu vivi in una società che per una arretratezza culturale, per un'eredità del patriarcato, no? La semplifico così, ha degli atteggiamenti sessisti, omotransfobici, razzisti e via così, abilisti, no? Possiamo continuare, è chiaro che non siamo tutti uguali, perché se io cammino per strada nelle nostre città con il mio compagno mano nella mano, se va bene vengo insultato, quando va meno bene mi ritrovo con la mascella fracassata in ospedale, come dico la mandibola fracassata perché è uno, no, delle cose dei fatti di cronaca più frequenti.
E questo perché? Perché c'è una irrazionale paura che parte da pregiudizi, da stereotipi che assimiliamo sin da quando siamo piccoli, e che la cultura patriarcale, no, che diciamo predispone per ciascuno di noi, no, dei già ruoli già prefissati, e se tu non stai in uno di questi ruoli sei considerato una persona non conforme, no? Una persona sbagliata. Ecco che quegli stereotipi di genere così, che sembrano così innocui, dove il colore delle bambine deve essere necessariamente rosa, quello dei maschi invece azzurro, le bambine giocano con le bambole, guai ai bambini se giocano con le bambole, le bambine possono piangere, i bambini no, insomma, tutte queste cose che sono apparentemente innocue, ve lo insegnate voi, ma poi nel tempo possono diventare dei pregiudizi, poi dal pregiudizio si passa all'odio, dall'odio poi si passa alla violenza e poi dalla violenza anche a peggio, no? E i femminicidi sono nient'altro che la strutturazione di questi pregiudizi, no? Che nel tempo diventano poi radicati nella cultura personale, quando le donne esprimono la loro emancipazione, la loro autodeterminazione e dicono all'uomo ciao, io me ne vado, ti mollo, ti lascio, questo diventa fa scattare questa furia irrazionale che porta addirittura all'omicidio, al femminicidio anzi. E questo è un fatto che in Italia è particolarmente grave, e addirittura con la pandemia i femminicidi sono aumentati rispetto all'anno precedente. Ecco che allora in una società dove c'è ancora una forte cultura patriarcale che non consente, non prevede dei posti per alcune persone, per alcuni gruppi sociali, ma questo fa male a tutta la società, no? Perché è una società che non è inclusiva, è una società che discrimina, è una società che impedisce alle persone di esprimere il proprio progetto di vita, il proprio talento, no? La propria passione. E proprio il principio di uguaglianza su cui si citava prima, l'articolo 3 della nostra Costituzione dice che tutti siamo uguali di fronte alla legge, abbiamo gli stessi diritti. Ma quando non è così, il secondo comma dell'articolo 3 dice la Repubblica rimuove gli ostacoli. Una legge contro i crimini d'odio è la Repubblica che rimuove gli ostacoli di fronte alla impossibilità di vivere la propria condizione, la propria vita liberi da discriminazioni, da violenze e da emarginazioni. Ecco che una legge che dà una tutela rafforzata alle persone che sono discriminate nel nostro paese è necessaria proprio per contrastare dal punto di vista delle violenze, come deterrenza per le violenze, ma anche come impatto culturale che questo ha nella società. Ecco perché in tutte le società civili, quando una legge contro i crimini d'odio è stata approvata, i crimini d'odio sono esponenzialmente, anno dopo anno, diminuiti. Perché? Perché quando due ragazzi si stanno baciando nella stazione di Valle Aurelia e c'è un energumeno dall'altra parte dei binari che attraversa questi binari rischiando la vita, perché passa la metropolitana, per andare a picchiare questi ragazzi, perché lui vede che quella cosa lì è una cosa per lui inaccettabile. Ecco, lui sente che c'è uno Stato, una società che lo autorizza a farlo, che lo autorizza addirittura a attraversare i binari per andare a regolare una situazione che per lui è inaccettabile. Due ragazzi che si stanno dando un bacio, che non fanno male a nessuno e che esprimono il loro amore e il loro affetto. Ecco, capite che questo è il nostro paese. Questo è il nostro paese. E questo ovviamente poi accade le discriminazioni accadono prevalentemente, ad esempio, nei confronti delle persone transgender, che sono il gruppo sociale, le persone più discriminate, più dimenticate. E pensate che
una parte della politica, e su questo si è vendicata con il voto segreto, voleva togliere la definizione di identità di genere, che anche qui è un concetto legato ai diritti umani. La Corte Costituzionale, per ben 2 sentenze, una del 2015 e una del 2017, ha stabilito che l'identità di genere è un principio inviolabile del diritto umano, del diritto dell'uomo. Perché? Perché è un termine consolidato nel nostro ordinamento, nell'ordinamento internazionale. Non è che si può inventare, non è che anche orientamento sessuale, non è che orientamento sessuale lo posso definire in un altro modo, no? Per fare una mediazione politica che avrebbe, togliendo l'identità di genere, avrebbe escluso le persone che hanno più bisogno di questa legge. Ricordiamo che in Italia le persone trans e transgender sono tra le più colpite. In Italia si ammazzano più persone trans di tutta Europa, giusto per darvi l'idea di qual è il nostro paese da questo punto di vista. E siccome l'identità di genere, ciascuno di noi ha un'identità di genere, che è appunto la percezione profonda, duratura e precoce del proprio sesso, non è che è una scelta che uno si sveglia la mattina, è una condizione dell'individuo e come tutte le altre condizioni deve essere rispettata, deve essere valorizzata e deve essere appunto rispettata proprio perché le persone nel nostro paese, le persone T sono le più discriminate. E c'è il tema poi delle terapie riparative, anche questo è un tema molto grave. L'ordine degli psicologi su questo ha preso una posizione molto chiara e sono molto contento di questo, già mi pare dal 2015. In tanti paesi, l'ultimo, il Canada, hanno approvato una legge che bandisce totalmente le terapie riparative. So che alcuni psicologi nel nostro paese le applicano un po' clandestinamente, vengono dalla scuola di Nicolosi, un psichiatra americano, che usava l'elettroshock e altre forme di coercizione per cercare di curare, no? Le persone LGBT, le persone lesbiche, trans, e farle tornare normali, di riparare. Ecco. Questo è ancora purtroppo un problema nel nostro paese che andrebbe affrontato con grande urgenza e anche con grande forza. E chiudo con questa dicendo che io penso che anche se noi abbiamo avuto una battuta d'arresto, questo ha costruito un dibattito nel paese che è durato 2 anni e che continua e che continuerà, perché ovviamente i casi di violenza purtroppo non si fermeranno, perché continuano, solo che di fronte ad una legge che dà la possibilità alle persone vittime di violenza e discriminazione di avere uno strumento per denunciare, oggi non c'è. Però questo dibattito è entrato in tutte le case degli italiani e ha costituito secondo me una grande risorsa, una grande ricchezza, perché anche a chi non pensava a questi temi è stato in un qualche modo costretto ad una riflessione, se volete forzata, però è una riflessione che ha portato il Paese a discutere e a crescere assieme. Ecco perché, dal mio punto di vista, ma lo vediamo, il Paese è molto più avanti di una classe dirigente che continua ad ostinarsi a vedere questo come un tema di parte, anziché come un tema che riguarda i diritti civili e i diritti umani delle persone. Grazie. Grazie davvero Alessandro, perché ci sarebbero moltissime cose, moltissime domande che mi vengono in mente e che vedremo poi magari quando tutti i relatori hanno parlato, insomma, se possiamo tornare su alcuni temi, come per esempio c'è un significante che mi pare che abbia spaventato moltissimo rispetto, no, al dibattito sul tuo decreto legge, che è la parola gender, che sembra che scotti, non si sa perché, la parola gender fa paura, se in inglese fa ancora più paura, se in italiano genere, vabbè. Quando dici gender tutti pensano al diavolo con le corna e la coda, non si sa perché. I macigni li portano anche le persone
che discriminano e anche i maschi che non possono piangere, non possono giocare con le bambole e non possono fare tutta una serie di cose, non le portano solo le donne, no? Eccetera, eccetera. Anche qui, proprio perché siamo all'ordine degli psicologi, sarebbe importante, no? Parlare e riparlare di questi temi che hanno a che vedere con la relazione, perché è dalla relazione che nasce poi l'identità, no? E poi la questione delle terapie riparative, che era esattamente il motivo principale per cui era così importante averti qui oggi, perché ahimè ci sono ancora alcuni colleghi che credono alle favole rispetto anche alle terapie riparative. E va bene, avremo modo, spero, di parlarne dopo nel dibattito. Vi presento la dottoressa Paola Biondi, responsabile del progetto Pari Opportunità dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e responsabile della Commissione Pari Opportunità del CNOP, che è il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. Si occupa di consulenza psicologica e psicoterapia per persone LGBT+ e per le loro famiglie. Si occupa, tra le altre cose, tra le altre moltissime cose di cui ho letto il suo curriculum, è veramente molto ricco, di diversity inclusion per aziende e per organizzazioni. Grazie. Grazie, un ringraziamento ovviamente all'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi per questo invito. Sono molto contenta che sia capitato, tra virgolette, in questa giornata che ovviamente è molto importante. Aspettiamo un attimo il dottor Pezzullo, così può utilizzare le slide che saranno più facilmente visibili online. Mentre abbiamo due computer, abbiamo i potenti mezzi della tecnologia che ci permettono di fare le cose in contemporanea. Quindi, puoi vedere da qua, sì. Ok. Allora, il mio intervento, diciamo, mi hanno chiesto un titolo e ho scelto una cosa che per lì dice questa è scema, no? Che significa questa? Lo so che l'hai pensato. La via delle illusioni è costellata di buone intenzioni. Adesso vedremo chi si illude, e quali sono le illusioni e quali sono le buone intenzioni, ovviamente. Ci sarà una carrellata di slide e a un certo punto verso la fine io interromperò per far vedere un video e dopodiché andiamo in chiusura e spiegheremo anche il senso di questo video qui. Ovviamente parliamo di discriminazioni, stereotipi, pregiudizi, privilegi e così via. Allora, ogni persona è unica, questo lo sappiamo, lo conosciamo dal DNA. Se tu riesci a vedere da qui, ti è più comodo anche spostare. Ok, perfetto. Allora, ogni persona è unica, ogni persona ha un DNA unico, ogni persona ha un pensiero unico. Direi meno male, però che succede? Che proprio perché ogni persona è unica, ogni persona elabora le cose a modo suo, quindi stabilisce un criterio per valutare la vita, per valutare quello che succede, utilizzando la propria mappa. La propria mappa è unica, no? Non ce n'è una uguale all'altra. Ognuno di noi costituisce e crea la propria mappa, che è, come dire, uno schemino con cui noi leggiamo il mondo, l'ambiente che ci circonda, in base a tutta una serie di cose. Io qui ne ho elencate un po', per esempio attraverso i nostri pregiudizi, alzi la mano chi non ha un pregiudizio, gli stereotipi, i ricordi, i propri valori, i propri interessi, i propri sentimenti, le proprie ipotesi, le proprie convinzioni, gli atteggiamenti, le esperienze passate, no? Cioè chi di noi, anche i gemelli monozigote che hanno lo stesso patrimonio genetico, svilupperanno delle esperienze diverse nel corso della loro vita e potrebbero essere persone completamente diverse, come orientamenti politici, orientamento sessuale, identità di genere, lavoro e quant'altro. E soprattutto le proprie aspettative. Ecco, le aspettative sono, come dire, un punto cruciale per noi. Perché? Perché io già ho una mappa mia, quindi la mia mappa, come diceva qualcuno più famoso di me, non è il territorio, no? Nel senso che io ho la mappa e poi mi muovo in base alla mappa, che chiaramente è una rappresentazione, una riproduzione in scala del territorio della realtà,
in questo caso è anche la mia, quindi figuriamoci, cioè tutti i simbolini, le cose, no? I colori, il proprio, diciamo, sistema di lettura, la propria leggenda. Questo crea delle aspettative. Spesso e volentieri l'aspettativa è sulla base della mia esperienza, perché se io ho avuto una brutta esperienza con un calabrese, tutti i calabresi sono in quel modo. Certo. Se io ho una brutta esperienza con uno psicologo o una psicologa, tutti gli psicologi e le psicologi, i padovani non lo so che cosa si dice, dei calabresi posso parlare. Dei calabresi, sapendo che tu sei calabrese non mi dirò nulla. Le aspettative creano, come dire, possono essere pericolose perché possono essere fuorvianti. Vedete queste immagini, per esempio? Davanti abbiamo la realtà, ognuno di noi vedendo queste immagini si fa un film, no? Vedendo questo ragazzo punk già, no? Altro che diavolo, no? Con tutti i demoni possibili e immaginabili, che offre un fiorellino a questa bambina, quindi già abbiamo già costruito una storia. In realtà l'ombra ci dice quello che potrebbe essere la vera essenza di quella persona, no? Cioè noi vediamo una cosa, attribuiamo un significato, ma magari quella persona è completamente differente. E spesso è il contrario, no? Cioè le persone che sembrano, come dire, ingenue, no? In questo caso assolutamente, come dire, mi manca la parola, non colpevoli, innocenti, possono essere dei diavoletti travestiti. Pregiudizio. Questo è uno dei termini chiave. Io parlerò di pregiudizi, di stereotipi, chiaramente di discriminazioni e della famosa sedia del privilegio, anzi poltrona del privilegio, da non confondersi con la casta, con la cappa, la poltrona della casta, però ci assomiglia tanto. Cos'è il pregiudizio? Pregiudizio dal latino praejudicium, sentenza anticipata, cioè io prima ancora di conoscere quella situazione ho un'idea, mi faccio l'idea prima di avere dei dati sufficienti da poter valutare, che mi permettono di valutare. Questo è, come dire, se noi prendiamo il concetto chiave, già dovrebbe smontare qualunque idea, perché tu parli in assenza di dati, non hai i dati per dire quella roba lì. Quando io dico che i calabresi, che ne so, amano il piccante, non è vero, lo sappiamo tutti che non è vero, ma io ho conosciuto centinaia di calabresi e quindi per me tutti i calabresi del mondo amano il piccante, ovviamente, potrebbe essere vero. Costretti a mangiare il piccante. Sono costretti, sì. Noi ce lo mettono nel latte, noi abbiamo l'anduia nel latte, esatto. Ognuno ha il suo, diciamo. Il pregiudizio comporta la tendenza a considerare sfavorevole in modo non giustificato, ricordatevi l'assenza di dati, quindi sulla base assolutamente arbitraria, in modo non giustificato persone che appartengono a un certo gruppo sociale, per esempio appunto i calabresi abbiamo visto, no? Cioè i calabresi, categoria gruppo sociale, non va bene per X fattori, ovviamente sulla mia esperienza, quindi in assenza di dati assolutamente arbitrari. Successivamente abbiamo lo stereotipo, no? Il pregiudizio si fonda sullo stereotipo e sono interrelati in pratica. Lo stereotipo significa che non solo io tenderò a generalizzare, ma una volta che avrò generalizzato, qualunque persona che apparterrà a quel gruppo sociale, a quella categoria, avrà automaticamente quelle caratteristiche negative del mio pregiudizio, perché abbiamo detto che è sfavorevole, no? Quindi il mio giudizio è sfavorevole. Quindi io qui ho degli esempi, no? Lo sfigato, il nerd, chiaramente che ovviamente è bruttino, che cosa vuoi fare? Stai sempre al computer, non ti vuole nessuno, sei uno sfigato, fondamentalmente, e così via. Una facile, no? Quante volte abbiamo sentito parlando di donne, questo, diciamo, rispolveriamo questi stereotipi sulle donne il 25 novembre di ogni anno, no? Quindi aveva la gonna corta, non è uscita di sera da sola, no? Come se non fosse lecito questo, oppure, che ne so, ha bevuto, quindi una donna non può bere perché automaticamente significa ben altro, e così via. Arriviamo agli stereotipi. Che io ho scritto qui sono il nucleo cognitivo del pregiudizio. Lo stereotipo è un concetto mentale di pensiero, il pregiudizio è di pancia, è emotivo fondamentalmente. Ed è un insieme coerente
Voi provate a parlare con una persona rigida su alcune, abbiamo degli esempi recenti, no? Rispetto alla pandemia per esempio, è un sistema coerente per loro, cioè non fa una piega, qualunque cosa che tu dici per contestare viene automaticamente smontata ed è esattamente quello che succede con la pseudo teoria del genere, no? Dove la loro costruzione, no? Di questa teoria è costruita ed è replicata, no? Ed è, come dire, viene data a pacchetto, no? A tutte le persone, agli attivisti di questa frangia, allo stesso modo. Quindi tutti diranno le stesse cose, tutti faranno le stesse obiezioni, tutti avranno lo stesso tipo di risposte. Un insieme coerente e rigido di credenze sul gruppo sociale. Credenze, io credo, cioè io penso che, senza una base scientifica, senza un dato di rilievo. Ovviamente penso male, no? Se no che stereotipo sarebbe. In realtà esistono anche gli stereotipi positivi. I gay sono tutti gentili e sensibili, no? No, per niente, no? Anzi, o le donne sono tutte delicate, quando mai, no? Per niente. Tutte buone. Sono tutte buone, loro no? Non fanno niente di male. C'è il bias, il cosiddetto bias positivo, per cui io invece tendo ad esagerare in positivo le caratteristiche di una persona, di una categoria, di un gruppo sociale. Faccio una carrellata rapida di alcuni esempi di stereotipi, diciamo, e di pregiudizi a volte, che determinano poi una differenza, no? Cioè dividono il mondo fondamentalmente in due parti. Qui abbiamo per esempio le persone anziane e le persone giovani. Okay? Quindi questo già crea un divario. Ci sono le persone anziane con tutti i nostri stereotipi. Le persone anziane non fanno sesso, le persone anziane non sono in grado più di gestire determinate situazioni, non servono più, no? Alla fine una volta che uno ha finito di lavorare, stesse a casa a fare la maglia o a guardare i nipotini, chiaramente, no? Non è più utile. Mentre le persone giovani, le risorse, cioè, o al contrario i giovani che non sono maturi, non sono in grado di prendersi responsabilità, no? Sono facili, sono leggeri, vogliono solo divertirsi e così via. Prima si parlava di abilismo, no? La proposta di cui abbiamo sentito prima e che conosciamo bene parla anche di questo aspetto. E anche questa è una caratteristica che divide il mondo in abili e meno abili. Io tutto questo che vi sto facendo vedere crea poi la base del privilegio, no? Poi spieghiamo in che senso. Ci sono persone abili, ci sono persone meno abili. Guarda caso il mondo è pensato da persone abili, con la logica delle persone abili, e basta pensare, faccio un esempio, non perché sia una disabilità, ma sicuramente è una condizione più sfavorevole, e anche qui c'è il privilegio delle persone magre. Quando si lavora con persone obese, grandi obesi, trovi subito la difficoltà, per esempio, di un centro che non è attrezzato, che non pensa a questo tipo di target. Perché? Perché le sedie sono strette, perché le sedie non reggono un tot di peso. Perché? Perché chi le ha pensate non ha pensato alla possibilità inclusiva che ci fossero quest'altro tipo di persone, per esempio. Uno dei più facili, no? Il white privilege. Il privilegio del bianco, meglio se uomo, chiaramente, meglio se ricco, meglio se proveniente da una certa categoria sociale. Questa è una delle grandi scissioni, per esempio, no? Per cui ovunque, in qualunque parte del mondo, c'è sempre questa discrepanza rispetto al colore della pelle, non solo all'etnia, ma al colore della pelle, per esempio. Automaticamente io... un brevissimo aneddoto, sto lavorando con una famiglia di americani che si sono trasferiti in Italia e hanno una figlia trans che probabilmente inizierà un percorso di affermazione di genere. E loro mi dicevano, io ho detto, scusate, sarà poco arrabbiata, no? Gli ha messo fuoco casa praticamente, sta arrabbiatissima, una rabbia terribile, ma non solo per la disforia, tutto il mondo. Dico, forse venendo da New York e andando in un paesino della Puglia, come dire, a 17 anni, c'hai un attimo di trauma, no? C'hai un attimo di difficoltà. La risposta della madre nera e il padre irlandese bianco, mi dice, dottoressa, guardi, l'Italia è decisamente molto più vivibile. Lei immagini che nel posto, loro avrebbero dovuto spostarsi per problemi di lavoro nel sud dell'America,
Dice, i giovani neri sono automaticamente criminali. Dice, la polizia irrompe, la polizia li blocca, la polizia, abbiamo visto i casi, no? Famosissimi. Dice, noi non volevamo questo per i nostri figli, quindi abbiamo deciso di spostarci. Il più grande, fantastico, meraviglioso pregiudizio e stereotipo di genere, no? Le donne e gli uomini. Come vedete, le donne sono spesso si dice, ma noi donne siamo multitasking. Maybe, può darsi. Questo vorrebbe dire che gli uomini non sono in grado di fare più cose in contemporanea, semplicemente sono più organizzati e sanno che conviene fare una cosa per volta perché così si riesce meglio. In questa immagine vedete lo stereotipo per eccellenza, no? Quindi la donna che lavora perché c'è il computer, che cucina, che fa la spesa, che pulisce casa, che tiene il ragazzino, a volte si sbaglia, gira la pasta no, con il ragazzino, col piede del ragazzino e viceversa. Invece l'uomo fa una cosa sola, lavora e porta la pagnotta a casa. Ambito identità sessuale, ambito LGBT+. Ovviamente, vabbè, ho scelto questa immagine da una parte in bianco e nero, dall'altra colorata. Noi sappiamo la favolosità delle identità sessuali, che sono multicolor, per esempio. Questo è una delle altre discriminanti, no? C'è un mainstream che è eterosessuale, quindi con un orientamento eterodiretto, che è cis, quindi che è, come dire, in sintonia la propria identità psichica con il proprio corpo assegnato alla nascita, con l'identità di genere assegnata alla nascita, e poi ci sono delle cosiddette minoranze, nel senso di statistica chiaramente sessuali, molto variegate. Questo abbiamo visto, questo è un esempio classico, no? Come è stata bocciata, che non è un mondo per queste tipologie, non viene proprio visto, non viene proprio pensato, anche il linguaggio. Già facciamo fatica a parlare col femminile inclusivo perché i maschi subito li senti, no? Traballano sulla sedia. Quando tu dici, va bene, allora consigliere, ci sta qualche maschetto, come consigliere? Ma scusi, no. Lo fai al contrario, noi purtroppo da millenni donne siamo abituate a sentirci dal maschile come se fosse ovvio. Bene, gli stereotipi sugli italiani potevano mancare, per esempio, anche questi. Sono bravi, mangiano pizza e pasta, fumano molto, gesticolano molto, no? Quando noi andiamo, tu lo sai, vai spesso fuori a parlare, negli altri paesi non gesticolano, noi facciamo lo show ogni volta che parliamo praticamente. Sono intelligenti, comunicativi, puntuali, non lo so, e così. Sono mammoni, ecco, una delle cose che mi ha detto la famiglia americana era questa cosa qui. Ma a che servono tutti questi stereotipi e pregiudizi? Servono a semplificare la vita da una parte, no? Immaginate di dover imparare ogni volta il concetto di gatto. Creiamo una categoria dei gatti, che sono quegli animali a pelo corto lungo, con le orecchie abbastanza visibili, bla 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 bla. Questo ci fa economia cognitiva, no? Quindi questo è un vantaggio. Però hanno una funzione difensiva. E cosa difendono? Difendono la conservazione delle posizioni sociali acquisite, non solo di natura, cioè non è che c'è scritto da qualche parte che l'uomo bianco è migliore dell'uomo nero o della donna nera e così via, è acquisito quel potere. E ovviamente una volta che ho un potere, dicesi privilegio, perché devo cederlo, no? Perché dovrei fare questo? Manteniamo stereotipi e pregiudizi. Proteggono un'organizzazione sociale dai mutamenti indesiderati. L'abbiamo visto, no? Cioè bastava, al di là di tutta la questione sulla buona scuola, vogliamo cambiare, estendiamo la legge reale mancino a un X categorie che non sono comprese, le persone con disabilità, le persone LGBT+, e così via, no? Estendiamo, c'è già la legge, estendiamola, non è possibile. Le persone possono essere difese sulla base della loro religione, no? Ma non possono essere difese sulla base della loro identità sessuale. Eccola. Ecco, volevo arrivare qui. Questa è la famosa poltrona del privilegio, ovviamente, no? Quindi avete scritto qui con proprio inciso il privilegio. Che comfort zone. Comfort zone, esattamente. E una volta saliti tu sulla poltrona del privilegio, non ci schioda più nessuno. Cos'è il privilegio? Banalissimo. Privus, particolare, legge. Una legge solo per te. Una legge fatta apposta, ci ricorda qualcosa questo, no? Una legge fatta apposta per te.
è un diritto, è un vantaggio particolare di cui gode una persona rispetto ad altre. Sentivo prima, i diritti o sono di tutti o sono privilegi di pochi. È esattamente questo. Alcuni esempi, ve li ho citati prima alcuni. Questo fa la differenza. Allora, l'uomo viene considerato ovunque, grazie al famoso patriarcato di qui sopra, superiore, più abile, più meritevole della donna. Attenzione, della donna cis, non della donna trans, perché già nel momento in cui noi facciamo questa discrepanza, la donna cis diventa più privilegiata della donna trans. E se è etero, è già più privilegiata di una donna trans lesbica, o bisessuale, o asessuale. Capite come dipende sempre da dove ti posizioni. Siamo tutti su una scala, a secondo del gradino tu sei sopra qualcuno e sei sotto qualcun altro, praticamente. Bianco-nero, quindi anche qui. Allora abbiamo l'uomo bianco che è più forte, più potente della donna bianca. Se è cis, se è trans già cambia, quindi una donna cis bianca ha più potere di una donna trans bianca. Una donna trans bianca etero ha più potere di una donna trans lesbica bianca. E se è nera, automaticamente scende di livello. E se è abile, è sicuramente più privilegiata di una persona non abile. E se è ricca, anche questo, ricca, povera, neurotipica, ci sono moltissime persone che sono neuroatipiche, cioè che hanno delle neurodivergenze, diciamo la vecchia classificazione dello spettro dell'autismo, che diciamo per noi psicologi e psicologhe è abbastanza comune. Adesso questa è una caratteristica che fa grossa differenza, se sono credente o ateo, se sono giovane o non giovane, per esempio, l'abbiamo visto prima. Rapidamente, e quando tutte queste categorie, gli stereotipi, i pregiudizi si intersecano, abbiamo due cose. Abbiamo la multidiscriminazione, perché io posso essere tutto quello che abbiamo visto prima, quindi mi viene ammazzata non solo perché sono donna, perché sono lesbica, perché sono trans, perché sono nera, perché sono disabile, e così via. Oppure abbiamo l'intersezionalità, ossia vedere in che modo l'azione che io faccio nel mondo possa includere tutte queste particolarità, per esempio. Qui voi vedete poco, purtroppo è molto piccola, si trova comunque su tutto quello che io proietto, l'ho trovato sul web, quindi si può ricercare, però questo è uno schema estremamente utile per individuare dove sono i privilegi e dove invece ci sono le categorie, diciamo, più svantaggiate, al di sopra, sempre al sud, vedi, i calabresi, cioè il sud è sempre svantaggiato, anche in questa slide le persone che stanno sotto sono quelle più svantaggiate, fino ad arrivare chiaramente a tutte le categorie genderismo, un genere è migliore dell'altro, l'abilismo, parlavamo prima, l'ageismo, no? E così via. Ora, abbiamo un video, io ve lo proietto qui, così lo potete seguire e poi andiamo in chiusura. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance.
We who've been bullied. And we who've bullied others. Online questa è la fortuna del privilegio. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. No, mi dispiace per quelli che sono in sala qui che diciamo, il video non è partito, non era visibile. Si trova comunque su Repubblica TV e riguarda la televisione danese. Abbiamo l'ultima slide, Luca. E fondamentalmente, lo spiego brevissimamente, riguarda un gruppo di danesi che sono stati chiamati, convocati di modo... Allora proprio questo non si vede. Aspetta. Adesso si vede, ok. Sono un gruppo di danesi molto diversi tra loro, quindi uomini, donne, con orientamenti sessuali differenti, con identità di genere differenti, con lavori differenti, fisicamente differenti, cristoni, tipo Armani 4 stagioni oppure secchi e così via. A un certo punto viene chiesto, in questo gruppo molto variopinto, variegato, di fare un passo in avanti, per esempio, le persone che erano sposate. Allora tu vedi alcune persone che si sposano e le altre no. Quelli che hanno figli, allora magari quelli che erano sposati, alcuni fanno un passo indietro perché sono sposati ma non hanno figli, e fanno avanti, no? Quelli che hanno figli ma magari non sono sposati, e così via, con tutta una serie di categorie, di concetti. Qual è il senso di questo video? Ed è un esercizio che io per esempio faccio spesso quando faccio formazione. Far capire alle persone che sono in quell'aula presenti che la loro posizione nel mondo varia a secondo del vertice di osservazione, cioè della lente con cui stiamo illuminando quella persona in quel momento. Okay? Quindi ci saranno delle categorie che vedranno una maggioranza di persone in quell'aula, in quel momento, altre che ne vedranno di meno. E la loro posizione di privilegio cambia a secondo appunto del codice, diciamo, della parolina chiave che io utilizzo. Questa è un'esperienza molto utile che ti fa rendere conto di come tu che ti senti lì al top, in realtà perdi privilegio nel momento in cui la categoria cambia fondamentalmente. Allora andiamo in chiusura, che ho già parlato troppo, fondamentalmente il senso, vediamo se il Presidente riesce a mettere l'ultima slide online. Voilà, fondamentalmente noi siamo questo, cioè se noi ci guardiamo ai raggi X siamo tutti uguali. Il senso del mio intervento è che conviene non affezionarsi troppo a questa poltrona del privilegio, perché prima o poi ci sarà chiesto di cedere a qualcun altro, e come si faceva da bambini è bello anche giocare un po' per uno su questa poltrona del privilegio. Vi ringrazio. Qui c'è un giro di sedie, una successione della poltrona del privilegio. Esatto. In realtà non è un privilegio, perché dobbiamo ricordarci, dottoressa, che ogni privilegio in realtà comporta anche un grosso obbligo, no? Ogni privilegio comporta una responsabilità, o almeno dovrebbe
comportarla, no? Abbiamo un onorevole della Repubblica e sono sicura che questo compito, oltre che dargli lustro e visibilità, gli dia anche un grosso peso sulle spalle, no? Giustamente. È stato un intervento davvero molto toccante per certi versi e mi chiedevo, no, di queste esperienze di percorsi di psicoterapia e anche di counseling con persone LGBT+ e con le loro famiglie, credo che siano impegnativi, no? Ovviamente non vanno nella direzione sicuramente, come si diceva prima, delle terapie riparative, ovviamente, però è meglio precisarlo. E quindi sarebbe interessante capire invece a livello proprio di un'esperienza concreta che lei ha, in che direzione vanno, quali sono i focus su cui vi concentrate, eccetera, eccetera, e magari poi se nel dibattito ci sarà un attimo, magari sarebbe bello, mi interesserebbe molto capire. Bene, allora presenterei l'ultimo dei nostri, l'ultimo, non meno interessante, anzi ultimo ma non ultimo, come si dice, il professor Salvatore Soresi, molto noto non solo a Padova, ma credo a livello nazionale e anche internazionale. Il professor Soresi è professore ordinario presso il Dipartimento FISPA dell'Università degli Studi di Padova, ha fondato e molte altre cose, però non voglio, magari poi ce le spiegherà lui durante il suo intervento, ha fondato il laboratorio Larios, di cui pure ci parlerà nell'intervento, e il Centro di Ateneo dei Servizi e Ricerca per la Disabilità, la Riabilitazione e l'integrazione dell'Università di Padova. Grazie. È una giornata, quella di oggi, che segue altre giornate mondiali proprio in quest'ultimo periodo, a proposito di diritti e di avvertenze che dovremmo avere considerando cose importanti, considerando ad esempio i diritti dell'infanzia, ne abbiamo parlato e se ne è parlato poco tempo fa, considerando i diritti delle persone con disabilità e oggi considerando i diritti universali. Nel celebrare un po' questi manifesti, queste dichiarazioni, generalmente si presta molta attenzione al presente e questi manifesti, queste dichiarazioni ci servono proprio per analizzare, riflettere su come stanno andando le cose. A mio avviso un modo interessante per evitare di cadere nel bla 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 è quello di chiedere a questi documenti di indicarci sia, come è già stato detto, da che parte stare, quale prospettiva prendere per considerare la realtà, ad esempio nel nostro caso per vedere ciò che accade alla luce dei diritti umani, ma anche per suggerirci cosa guardare e come orientarci se siamo interessati anche non solo al presente, ma al cambiamento del futuro. Un modo, a mio avviso, stimolante per considerare queste cose è andare a vedere come potrebbero aiutarci per farci anticipare un futuro che sia migliore, che sia di qualità e possibilmente di qualità per tutti. Quindi il suggerimento che mi verrebbe da tenere presente in questa chiacchierata, sperando che vengano fuori le slide, è come utilizzare tutti questi manifesti per orientarci verso il futuro. Se usassimo questa prospettiva, la prospettiva del futuro, allora ecco che arrivano. Posso fare io? Assolutamente così. Sì, prego, anzi. Così mi regolo i miei ritmi.
Qual è quella? Quello sopra? Sì, lì. Ecco, alcune cose sono ovviamente già state dette, l'articolo che in modo universale dovrebbe aiutarci ad analizzare il presente e a guardare al futuro, ha a che fare proprio con il riconoscerci fratelli, no? In questo riconoscerci fratelli ci sarebbe subito da dirci che non sono fratelli solamente quelli che abitano, che hanno il nostro stesso cognome o che abitano nel nostro stesso indirizzo, non esistono fratelli e fratellastri, ma che sono fratelli anche quelli che stanno al di fuori dei nostri confini e che addirittura hanno il desiderio di sconfinare, di spatriare, di venire a stare con noi e così via. Ancora, questi manifesti, queste dichiarazioni ci indicano, guardando il presente, quali prospettive prendere e, come è già stato detto, ci obbligherebbero ad essere partigiani, cioè ci obbligherebbero a dichiarare apertamente da che parte stiamo affinché anche gli altri sappiano e possano guardarci dalla loro prospettiva, considerarci degli amici, dei fratelli oppure degli avversari. Il pensare ai diritti umani nell'ottica del futuro ci spinge a considerare un elemento estremamente interessante e importante, di cui si sono occupati molti. Questo elemento ha a che fare con la speranza. Noi non possiamo ragionare, pensare e inventarci un futuro se non siamo guidati dal ritenere possibile un cambiamento in termini migliorativi, in termini positivi. Di queste, della speranza se ne sono occupati molti. A me piace citare sia Sant'Agostino in modo, se volete, un po' tradizionale, quando diceva che la speranza ha due bellissimi figli. Il primo si chiama indignazione, che dovremmo avvertire e provare ogni qualvolta, guardando il presente, constatiamo la presenza di cose che non vanno come dovrebbero andare. Il secondo, che si chiama coraggio, che ci inviterebbe ad agire per cambiare quel presente in funzione di un futuro decisamente migliore e così via. E ci sono letture ovviamente molto più laiche di quelle di Sant'Agostino. Sto pensando ai contributi di Boda e di Bloch, di Appadurai, che ci portano a dire che si tratta, tutto sommato, di un qualche cosa che è insegnabile, che le persone possono apprendere. Si può apprendere ad indignarsi come si può apprendere ad essere coraggiosi, ad provare ad intervenire nel presente in favore di un futuro di qualità migliore e così via. Il bello della speranza, il bello dell'indignazione e, come vedremo, il bello delle aspirazioni e il bello delle preoccupazioni è che possono essere oggetto di insegnamento e possono essere oggetto di apprendimento. E come sanno tutti gli esperti di insegnamento e di apprendimento, un apprendimento si mantiene se viene usato, se viene praticato. E praticare l'indignazione e praticare il coraggio significherà aumentare le probabilità che questa modalità di agire nei confronti del presente e di costruire il futuro può essere usato, può essere mantenuto, può mantenersi nel tempo. Di tutto questo si occupa molto la psicologia, si occupa molto un settore della psicologia che ai più è noto con i termini di orientamento al futuro, orientamento a ciò che le persone potrebbero aspirare per loro, ma non solo per loro, pensando al futuro. Un orientamento nei confronti di quelle che in modo più prosaico vengono chiamate le scelte scolastiche e professionali del futuro.
e vorrei presentarvi alcune riflessioni che stiamo facendo, in modo particolare con i giovani, utilizzando le loro riflessioni a proposito di ciò che accadrà loro. E nel far questo abbiamo scelto come laboratorio di praticare un orientamento che chiamiamo inclusivo, che si differenzia molto dall'orientamento tradizionale, che come sanno coloro che si occupano di queste cose, ruota essenzialmente attorno ad alcuni binomi, più o meno truffaldini per quanto mi riguarda. Il primo binomio truffaldino ha a che fare con il binomio domanda e offerta. Facciamo in modo che, pensando al futuro, i giovani in modo particolare si lascino guidare dalla relazione e dalla congruenza che dovrebbe esserci fra chi offre, bontà sua, qualche cosa e chi ha bisogno di scegliere, di intervenire e così via. Ancora un orientamento diverso da quello marcatamente dipendente dalle leggi del mercato, un orientamento marcatamente dipendente dagli interessi anche dei sistemi formativi, compresa anche l'università e anche tante scuole medie e superiori, un orientamento diverso dal binomio competenze, abilità, idoneità, tutti termini che richiedono prove di accesso, cioè che richiedono operazioni di selezione, che comportano il riconoscimento solamente ad alcuni del diritto di accedere ad una formazione da loro stessa considerata interessante, e che tutte quelle carte che abbiamo sentito citare anche oggi rappresenterebbero invece un diritto delle persone. La stessa Dichiarazione Universale dei Diritti Umani parla di diritto alla scelta del progetto lavorativo, diritto alla scelta del diritto di beneficiare di una formazione riconsiderata di qualità interessante e così via. Quindi è un orientamento diverso. Questo orientamento non chiede alle persone, come si fa spesso, che cosa vogliono fare da grandi, non chiedono agli studenti in modo particolare di quale discipline ti vuoi occupare, vuoi studiare filosofia, ingegneria, biologia e così via, ma chiede proprio alla luce delle denunce che i diritti universali ci dicono verso i quali ci dicono di indignarci, chiedono di quali problemi vuoi occuparti. Da grande, di quali problemi vuoi occuparti? E ad esempio i 17 obiettivi dell'ONU, ma ce ne sono tanti altri, indicano chiaramente quali sono i problemi che dovremo affrontare se ci interessa effettivamente un futuro di qualità. Ebbene, le cose che attraverso questo modo di fare orientamento, di aiutare gli studenti a immaginare un proprio futuro, noi siamo soliti chiedere cosa ne pensano del futuro, cosa vorresti conoscere del futuro, cosa chiederesti a un futurologo se fossi sicuro che ciò che lui potrebbe dirti corrisponderà effettivamente alla realtà, a ciò che accadrà. Ecco, un primo dato che noi proponiamo agli stessi studenti nei nostri laboratori, nei nostri gruppi di riflessione e di discussione, un primo dato che considero importante, riguarda il fatto che c'è un buon numero di studenti delle superiori che fra l'altro hanno chiesto di fare un'attività di orientamento al futuro, di ricevere un supporto alla scelta di ciò che potranno fare alla conclusione della loro scuola media superiore. Ebbene, dichiarano che non sono interessati, che non vogliono sapere che cosa potrebbe riguardare il futuro. Non sono interessati, non hanno una curiosità nemmeno cognitiva nei confronti di queste cose. E affermano tutto questo con tutta una serie di loro perché che mi sembrano particolarmente interessanti e che sono oggetto di discussione e di riflessione proprio con questi studenti.
il 30% circa degli studenti dicono di non essere interessati a sapere cosa accadrà, in quanto il futuro, se lo sapessero, questa conoscenza rovinerebbe addirittura il loro presente. Preferiscono non saperlo. Tanto il futuro non si può prevedere, si può conoscere solo vivendolo. Al momento non mi interessa e partecipano a un'attività di orientamento in quanto sono invitati e anche amministrativamente chiamati a iscriversi da qualche parte. Ci sono delle scadenze anche amministrative che chiedono loro questo. Alcuni dicono non mi interessa il futuro perché non vorrei avere altre preoccupazioni, ne ho già abbastanza oggi. Il futuro, quello molto lontano, mi fa un po' paura. Il futuro non è affar mio, è meglio vivere giorno per giorno. I commenti a proposito di queste considerazioni che potremmo fare sono decisamente molte e sono interessanti quelle che emergono in questi gruppi di riflessione, in questi gruppi di orientamento, in questi laboratori. 30%. Vi è il 70%, di... Ecco, qui salta tutto. Vabbè. Vediamo se riesco a ritrovarla. Ecco, il 70% di questi studenti sarebbero interessati a sapere qualche cosa da questi futurologi. Il 30% di questi 70 sono interessati a conoscere, ad avere notizie a proposito del loro personale e futuro benessere. Potremmo dire che sono interessati e molto orientati verso se stessi, come evolveranno per loro le situazioni e se effettivamente il futuro rappresenterà per loro un'occasione tutto sommato soddisfacente. Vi è il 27% che sono interessati al clima e all'ambiente. Qui tutti i dibattiti che si stanno facendo, si sono fatti a proposito della salvaguardia dell'ambiente, ha sicuramente prodotto, se non altro, curiosità nei confronti di questi giovani. Vorrebbero sapere cosa ne sarà del clima, cosa ne sarà delle risorse ambientali e così via. Un 11% dice che sarebbe interessato a conoscere la fine dei diritti umani, che se in futuro, il futuro che abbiamo prospettato loro è dell'ordine di 20-30 anni, fra 20 e 30 anni cosa ne sarà dei diritti umani. Il 13% cosa ne sarà delle pandemie, avremo ancora a che fare con il Covid, problemi della salute, di un benessere di tipo, in questo caso, fisico. Un altro 8% è interessato al benessere familiare, cosa ne sarà dei propri genitori, delle proprie famiglie, e un 11% circa chiederebbero notizie a proposito dell'evolversi dell'economia, se tutte quelle minacce a proposito delle recessioni, a proposito del fatto che la crescita sarà impedita da eventi poco favorevoli, effettivamente si realizzerà o no. Queste sono, diciamo, curiosità che il 70% degli studenti manifesterebbero e chiederebbero, proporrebbero a dei futurologi. Tra le cose che tra le cose che chiediamo a questi studenti è a che fare con le preoccupazioni. Di che cosa temi? Quali sono le preoccupazioni che nutri nei confronti del futuro? Le preoccupazioni sono interessanti per l'orientamento proprio perché indicano che cosa per le persone sarebbe opportuno
tenere presente e occuparci prima che queste si trasformino in realtà. E ci sono tutta una serie di studi a proposito delle preoccupazioni fatti da psicologi illustri che indicano che per affrontare le preoccupazioni, per difenderci dagli pericoli che coloro che avvertono queste preoccupazioni intravedono, non c'è alternativa se non quella di occuparcene prima. E indicano da questo punto di vista due possibili pericoli. Il primo pericolo è che le preoccupazioni siano eccessive. Un'intensità eccessiva nei confronti delle preoccupazioni inibisce la ricerca di soluzioni, inibisce la progettazione. L'altro pericolo è che nei confronti delle preoccupazioni si faccia spallucce, si dica non c'è nulla da fare, non posso fare nulla nei confronti di queste cose. La ricerca psicologica ha messo in evidenza una legge importante che è quella della U rovesciata, che se la preoccupazione nei confronti delle preoccupazioni non ha una certa intensità, è improbabile che la persona si dia da fare per tentare di fare in modo che la realtà futura non manifesti proprio quelle nocività che sono al centro di queste preoccupazioni. E quali sono queste preoccupazioni che vengono avvertite? Beh, innanzitutto quelle che vengono considerate come particolarmente fastidiose dai nostri adolescenti e dai nostri giovani sono preoccupazioni di tipo individuale. Sono preoccupati per il lavoro che potranno svolgere, sono preoccupati per la fine che faranno a proposito dei propri studi, sono preoccupati per come potranno soddisfare i propri interessi, preoccupazioni, mi verrebbe da dire, narcisisticamente orientati nei confronti di se stessi. E sono il 75% di queste preoccupazioni. È come se si dicesse del futuro la cosa più preoccupante sono io. Il 9% indica preoccupazioni di tipo relazionale, di tipo sociale. Qualcuno che dice, sono anche interessato e preoccupato per ciò che potrebbe accadere agli altri, a chi mi sta vicino. E il 16%, molto meno di quelli che si erano dichiarati interessati all'evolversi delle situazioni climatiche e ambientali, si dicono preoccupati per ciò che ne sarà della salute dell'ambiente, per ciò che ne sarà delle nostre risorse e così via. Queste sono alcune preoccupazioni che vengono indicate. Ma cosa ce ne facciamo di queste preoccupazioni? Secondo alcuni studiosi, le preoccupazioni sono importanti in quanto se avvertite, se condivise, se diventano oggetto di partecipazione per stimolare riflessività a livello di gruppo, a livello di condivisione, possono stimolare quelle che Appadurai chiama le aspirazioni, cioè il pensare ad un futuro meno dipendente da fenomeni disdicevoli come sono appunto i pregiudizi, gli stereotipi, le ineguaglianze e così via. L'orientamento verso un futuro più equo, più sostenibile, più inclusivo stimola un passaggio dalle preoccupazioni alle aspirazioni e da queste alle intenzioni. Anche le intenzioni produrrebbero cambiamenti se vengono condivise. Si parla di intenzioni collettive in molti settori della psicologia sociale e così via. Scopo dell'orientamento, a nostro avviso, è proprio stimolare questi passaggi, dalla presa in carico delle preoccupazioni, condivisione delle preoccupazioni affinché si trasformino in aspirazioni, dalle aspirazioni condivise alle intenzioni collettive, nell'idea e nell'ipotesi che solamente con il supporto di altri tutti questi processi possano effettivamente produrre dei cambiamenti nelle realtà che ci troveremo a vivere anche in futuri
più o meno vicini, più o meno lontani. Quindi un orientamento al futuro che a mio avviso i diritti umani ci invitano a considerare, è un orientamento che ci porta e ci stimola a prendere decisioni per attivare modifiche, per cambiare, per far sì che si vada, come dice qualcuno, verso un futuro maggiormente di qualità, o verso la luce, verso un qualche cosa di effettivamente migliore per tutti. Il miglior modo per prevedere il futuro, diceva qualcuno, è quello di inventarlo, di darsi da fare per costruirlo e di partecipare attivamente alla sua costruzione. Per questo molti alle dichiarazioni che abbiamo sentito citare più spesso anche oggi hanno aggiunto una serie di manifesti che vengono considerati i manifesti sia dell'inclusione e i manifesti dell'orientamento. Sono stati sottoscritti una serie di articoli che mi sembrano interessanti da parte di coloro che professionalmente si occupano di queste tematiche. Solo alcuni articoli che mi sembrano interessanti e molto probabilmente potrebbero portarci ad intervenire anche nei confronti dei problemi della scelta del futuro in modo più attento a ciò che accadrà. Ad esempio, qualcuno ha sottoscritto, sono tutti ricercatori che si occupano di orientamento e che si occupano di inclusione, che questi professionisti avvertono il dovere di denunciare la presenza di barriere fisiche, di barriere ideologiche, culturali e amministrative che limitano l'accesso e la fruibilità di servizi e contesti, che limitano l'accesso alla formazione, ad esempio. Dovrebbero impegnarsi e si impegnano e propongono collaborazioni a progetti inter-, multi- e transdisciplinari per il benessere e per l'inclusione. Dichiarano di parteggiare pubblicamente per forme di economia che siano sostenibili, civili, e non di combattere forme di aziendalizzazione della formazione, dell'università e dell'orientamento. Ancora, che dichiarano che il loro compito, e in questo gli insegnanti dovrebbero essere sicuramente degli alleati di questi professionisti, di questi operatori, il loro compito è quello di instillare speranza, resilienza, di instillare preoccupazioni per il futuro nelle persone interessate adesso e nei contesti che dovrebbero prendersi cura di questi progetti, di queste persone. Invitano a fare da sentinelle dell'inclusione, dei diritti umani, invitano a stare allerta, a dichiarare che non si è disposti a tollerare chi tollera l'intolleranza e l'esclusione, chi pone le persone in competizione le une nei confronti degli altri, magari in nome della meritocrazia, delle competenze e delle abilità che riterrebbero di possedere e così via. Anche noi dovremmo, se siamo effettivamente interessati ai diritti umani, dichiarare da che parte stiamo e di aggiungere a questi articoli, anche se in modo non ordinato, in modo indisciplinato, mi verrebbe da dire, come anche noi, lavorando e partecipando alla vita civile, anche noi in che modo intendiamo fare la nostra parte in favore dei diritti universali. Grazie per quello che anche voi farete nei confronti di queste tematiche. Allora, grazie, anche forse dobbiamo togliere le slide per la comunicazione a casa, altrimenti non ci vedono. Ok.
Allora, grazie anche al professor Soresi, un intervento anche questo molto nutrito e interessante, in particolare questa ricerca sui nostri giovani, che no, sarebbe interessante circostanziare, perché questo fatto che i nostri giovani non sono interessati al futuro un po' è inquietante, no? Non tutti, ma alcuni, no? E così mi veniva in mente, ascoltando la sua relazione, professore, che in realtà il futuro normalmente ci perseguita noi tutti, no? Perché da qualche parte sappiamo già come va a finire il futuro, no? Nel senso che cosa può spingere questi giovani apparentemente, perché personalmente non voglio credere, no? Che non sono interessati al loro futuro. E volevo invece sapere qual è il suo punto di vista, qual è un'interpretazione di questa che mi pare più una negazione, no? Di una preoccupazione che magari è più grande di quella che si vuole ammettere. Ecco, forse c'è lo spazio per qualche domanda dal pubblico, se volete chiedere qualcosa ai nostri relatori. Potete venire qua oppure parlare dal posto, io vi ripeto la domanda, prego. Scusate, ma non c'è un po'. No, a questa giornata dei diritti umani mi veniva in mente che l'incarico di stendere i diritti umani fu dato alla Rose, non a caso, perché si era già occupata dei diritti delle donne, soprattutto si era battuta, ma anche si era battuta contro la discriminazione razziale. Quando la Rose ebbe finita la stesura, la presentò a molti capi di Stato. E mi sono ricordata che Gandhi gli fece una domanda e un'osservazione. Disse, bene, io sono assolutamente d'accordo, anche se c'era stato un problema notevole nel mettere insieme la filosofia dei diritti orientali con quelli occidentali. C'era stato un grosso problema, una grande discussione. E Gandhi gli disse, sì, ok, io sono abbastanza d'accordo, tutto sommato è stata fatta una buona sintesi, però io penserei di mettere oltre i diritti anche i doveri. Ecco, io mi chiedo se questo non sia ancora oggi un fatto assolutamente attuale. Poi volevo dire un'altra cosa, ha ragione Zan, c'è stato un grosso dibattito. Per la prima volta io con la mia associazione facciamo ogni anno interventi nelle scuole sui diritti umani, ma anche sui diritti delle donne, eccetera. Per la prima volta, dopo tanti anni, non solo a Padova, ma nella provincia di Padova, ci sono venute delle richieste finalmente di educazione affettiva sentimentale. E credo che questo sia stato anche merito, appunto, di questo dibattito che, se ti ricordi, io anni fa ti detti un libro che scrivemmo con alcuni insegnanti sull'educazione sessuale e che poi fu adottato anche dall'ULSS e se vai nelle scuole ancora, nelle biblioteche delle scuole lo trovi. Ecco, ultima riflessione, quello che diceva sugli stereotipi, secondo me ci vogliono dei dati scientifici, no? Neanche la natura è perfetta, anche biologicamente non esiste sempre un sesso maschile o un sesso femminile, questo è un dato di fatto, no? Ti fece avere quell'articolo, quella pagina del libro di Celerino, Eros al cervello, in cui c'è stata questa osservazione nella Repubblica Dominicana alcune bambine nascono come bambine, vengono registrate come bambine all'anagrafe, vengono educate come bambine, verso i 12 anni si sviluppa invece il sesso maschile.
Allora, è stato forse un errore anche, diciamo, biologico, però di fatto questo dimostra che la natura non è mai perfetta, non è perfetta. Questi sono degli stereotipi che sono stati creati nella società patriarcale. E a proposito di questo, esistono comunque, non è sempre andata così. C'è un articolo molto bello delle Scienze, e concludo, che dice le pari opportunità all'età della pietra, che vi consiglio di leggere, di molti anni fa, ma in cui si dimostra che all'età della pietra, nell'età neolitica, non c'era questa divisione dei sessi. Ci sono dei dati scientifici archeologici cui dimostrano che sia gli uomini che le donne stavano in casa allo stesso tempo, le sepolture erano similari, eccetera, eccetera. Ecco, quindi secondo me, Alessandro, io credo che dobbiamo supportare questo dibattito di dati scientifici il più possibile in questa fase, visto che c'è questo problema di arrivare ad aprile. Grazie. Grazie, se capisco bene il monito e dobbiamo tornare all'età della pietra. Ecco qua, era una battuta naturalmente, grazie Chiara per il tuo intervento. Chi vuole cominciare? Vuoi cominciare tu Alessandro? Andiamo in ordine? Facciamo un ordine così. Ok, perfetto. Sì, un paio di cose su quest'ultima parte. Diciamo, uno su quello che lei ha definito errore della natura, è una varianza, non è un errore. È una delle possibilità con cui la natura si esprime. Ho letto anche io questa notizia e diciamo, intanto non ho approfondito, non ho dati concreti per parlare con certezza. Posso ipotizzare che siano delle condizioni intersex in realtà, cioè che siano delle condizioni per cui o dal punto di vista del DNA o dal punto di vista delle gonadi o dal punto di vista del pattern ormonale ci siano delle varianze tali per cui l'identità di genere, il sesso stesso non è così definito e chiaro come in altre situazioni. Quindi quello che poi avviene nella pubertà è che probabilmente queste persone scoprono in realtà di essere intersex e sviluppano chiaramente dei genitali, diciamo, delle caratteristiche sessuali secondarie maschili. Non lo so, è un'ipotesi. Non parlerei di errore di natura, perché la natura non sbaglia, sono le varianze. Siamo noi che siamo abituati ad avere queste, come dire, o bianco o nero, invece la natura è molto più varia. Rispetto all'età della pietra e al fatto di avere, diciamo, una parità di ruoli e, diciamo, di condizioni, la prima cosa che io ho pensato è che forse si parla di comunità matriarcali. Ci sono tantissimi studi che riportano come, per esempio, nelle comunità matriarcali questa differenziazione di genere e anche questo predominio maschile non è presente. Mi immagino che forse nell'epoca della pietra le cose sono andate diversamente, anche se, diciamo, dai miei pochi studi, di quel poco che ricordo dei miei studi, sono pochi studi, pure troppi, i ruoli erano anche definiti per cui gli uomini andavano a cacciare, portavano il cibo e le donne si occupavano della prole o di altro. E su questo, per esempio, tutti gli studi, e vado in chiusura, mi sfugge il nome in questo momento, una famosissima studiosa dei reperti archeologici, esattamente, che diceva proprio questo, che nelle tombe in realtà, diciamo, pur di dire che erano donne guerriere, non si diceva che erano donne guerriere perché era uno status che apparteneva all'altro genere, quindi veniva letto e travisato completamente il senso di questi ritrovamenti. Mi taccio qui e do la parola all'onorevole Zanna. Professor Soresi. Sì, professor Soresi. Sì, allora, tanto una cosa, i dati che ho presentato, mi sono dimenticato di dirlo, si riferiscono tutti a studenti dei licei. Quindi mi verrebbe da dire, pensando alla popolazione studentesca,
gli studenti che hanno di fatto più privilegi. Questi dati, a proposito di cosa pensano del futuro e quanto sono preoccupati a proposito del futuro, acquisterebbero pesi decisamente più preoccupanti se noi li riferissimo agli studenti della scuola dell'obbligo, a coloro che già, qualcuno dice, tenendo presente i dati dell'Invalsi, già alla fine della scuola elementare manifestano caratteristiche tali in termini di apprendimento e in termini di abilità relazionali e sociali che predirebbero dei futuri sicuramente non da studenti liceali, ma dei futuri professionalmente orientate verso occupazioni decisamente meno dignitose e meno soddisfacenti di quelle che a buona ragione dovrebbero aspirare gli studenti liceali. In altre parole, il grosso smacco ai diritti umani per quanto riguarda il diritto all'accesso alla formazione, a una formazione di qualità, viene molto precocemente presente. E la scuola dell'obbligo, che per definizione dovrebbe essere una scuola orientante verso un futuro di qualità per tutti, di fatto disattende quello che dovrebbe essere un loro dovere. Diritti sono i doveri, non vi è contraddizione tra diritti e doveri, nel senso che io leggendo i diritti posso comprendere, dare significato a quelli che sono i comportamenti che gli altri si attendono da me, considerando ciò che è oggetto di quel diritto, di quell'enunciazione. Nel fare queste cose con i giovani, con gli adolescenti, ci si trova spesso a discutere di due cose, di quelli che sono i meriti e di quelli che sono le competenze. Ebbene, sia a proposito dei meriti che delle competenze, nei laboratori di riflessività, così come vengono chiamati, si instilla questo dubbio che le competenze non sarebbero mie, non sono mie, ma sono acquisite attraverso la relazione con altri. Competere che si viene a significare desiderare desiderare assieme. Nessuno può dirsi padrone di ciò che ha appreso. Quello che ha preso è frutto di relazione, è frutto di condivisione, è contesto determinato, appartiene a dei noi, appartiene agli altri. E gli altri, nell'elenco delle nostre competenze, sono marcatamente presenti. L'ultima cosa che mi piace ricordare, perché è una cosa su cui si discute molto nei gruppi di orientamento, di un orientamento al futuro orientato in questo modo, è che è necessario convincere. Il futuro o è convincente, cioè o viene raggiunto attraverso una vittoria comune, si vince assieme, oppure è destinato ad essere un futuro che non è di qualità. Il diritto al futuro, e di questo dovremmo preoccuparci e fare in modo che i giovani, ma molto precocemente, se ne preoccupino, in modo che se ne prendano a cura per tempo. Scopo dell'orientamento di tanto insegnamento, a mio avviso, è togliere la tranquillità, rendere le persone preoccupate per ciò che potrà accadere, ritenendo che anche loro possano fare la loro parte affinché ciò che accadrà vada in una direzione piuttosto che in un'altra. Vado io. Prego. Sì, mi pare che siano state date delle risposte molto esaustive e convincenti. Io volevo chiudere questa riflessione parlando proprio
della questione della felicità, no? Del diritto al futuro, perché quando noi, una persona che è emarginata, una persona che è discriminata, riesce ad accedere alla felicità e dunque ad una condizione di piena cittadinanza, di rispetto delle proprie prerogative, del proprio talento, del proprio progetto di vita, del proprio stare in modo sereno e completo dentro una società che l'accetta e che non la emargina, che non la discrimina. Ecco, ogni volta che abbiamo fatto questo è tutta la società a guadagnarci, e questo è il punto. Perché se noi pensiamo a quelle società che partono dalla limitazione delle libertà dei diritti civili, no? Penso ad esempio all'Ungheria, alla Polonia, stanno mettendo in campo, l'hanno già fatto, Orban, leader dell'Ungheria, quando c'è stato il tema della pandemia, ha chiesto i pieni poteri, e ci ricordano qualcosa anche in Italia, no? I pieni poteri, per chiudere il Parlamento, per mettere in campo delle misure d'urgenza contro il Covid. Ecco, la prima cosa che ha fatto è stata quella di approvare un emendamento costituzionale transfobico, che impedisce alle persone trans che hanno intrapreso un percorso di transizione e sono arrivati alla rettifica del sesso di cambiare nome. Pensate, di poter avere un nome che corrisponde pienamente alla propria identità. E questo è veramente una violazione dei diritti umani, una crudeltà. Però qual è lo scopo politico di Orban che ha fatto questo, ma lo scopo politico anche della Polonia, che ha cominciato a abolire le leggi che garantivano l'interruzione volontaria di gravidanza, con le manifestazioni di tante donne in Polonia, polacche, che sono scese in piazza e che sono ancora in piazza per questo. Ecco, qual è l'obiettivo di questo? È quello di dividere una società, cioè di creare delle persone discriminate e dunque delle persone non pienamente cittadini e cittadine, mettendo gli uni contro gli altri. E dunque questo conflitto che si crea è funzionale al mantenimento del potere, cioè a dire io faccio questo per dare a voi bianchi, cis, privilegiati, no, il mantenimento del potere di cui si parlava. Addirittura non solo facendo crescere gli stereotipi e i pregiudizi, ma intervenendo da un punto di vista legislativo per rendere cocente quelle discriminazioni attraverso una legge, attraverso delle leggi, e dunque creando veramente una disparità incostituzionale che è funzionale all'ottenimento del potere, ma perché si parte dalla limitazione dei diritti civili per arrivare poi alla limitazione dei diritti democratici. E infatti quelle società dove ci sono delle discriminazioni così evidenti, addirittura per legge, sono le società meno avanzate, più povere, perché quando tu costruisci una società inclusiva, democratica, orizzontale, paritaria, questa società è una società florida, perché tutte le persone che abitano quella società si sentono pienamente cittadini, pienamente riconosciuti, e dunque tutti vanno nella stessa direzione, tutti remano dalla stessa parte. Quando invece si impone appunto ad un essere umano un percorso contrario alla sua natura e alla sua identità, si spinge quella persona ad una lotta per la sopravvivenza. Perché quando io sono discriminato perché sono sfruttato nel posto del lavoro, sono discriminato per la mia identità, per il mio orientamento sessuale, sono un migrante climatico, no? Devo scappare perché sono in una condizione di disastro ambientale che mi circonda. Ecco, quando si verifica tutto questo, io
devo impiegare tutto il mio tempo per la lotta alla mia sopravvivenza, e quando io impiego tutte le mie energie per lottare per la mia sopravvivenza, non ho il tempo per la comunità, non ho il tempo per gli altri, non ho il tempo per la società, devo solo badare alle mie esigenze primarie, perché sono perseguitato, perché sono discriminato, perché subisco una disparità di trattamento. Ecco perché è importante, rilacciandomi anche agli interventi di chi mi ha preceduto, pensare io lo scrivo anche nel libro, ad un nuovo umanesimo delle soggettività, che ovviamente significa costruire una collettività condivisa, una collettività orizzontale, e per fare questo bisogna ovviamente, per questo il riconoscimento dei diritti, perché fin tanto che ci saranno delle persone di serie A e delle persone di serie B, quella società non sarà una società sana, ma non sarà una società sana nemmeno dal punto di vista economico, perché se notiamo, quando i diritti civili, i diritti sociali, i diritti ambientali sono riconosciuti e resi visibili, e dunque la politica li riconosce e li sostiene, quelle società, si fa anche un po' mente locale, sono le più floride, quando c'è un gender gap ridotto al minimo o quasi inesistente nelle società avanzate, quelle sono società che stanno meglio, no? E quella è la cartina di tornasole. Le società che discriminano, che violano i diritti umani, sono anche le società più povere, perché sono le società, no, più ingiuste. Ecco perché è importante quest'idea, no, della cittadinanza, per non spingere le persone a lottare per la propria sopravvivenza. Perché se non si lotta per la propria sopravvivenza, si ha anche il tempo per la comunità e per il benessere di tutta la società. Questa è la riflessione. Grazie. Grazie a tutti i relatori di questa sera. Mi pare che abbiamo un po' spaziato su diversi temi e tanti argomenti, no, che riguardano i giovani, sicuramente, che riguardano come dire, il supporto, la terapia e il counseling per le persone sottoposte a discriminazione legate in particolare a LGBT+, eccetera. E grazie anche all'apporto di Alessandro Zan, che si è fatto promotore di un decreto legge che speriamo che prima o poi riesca a passare la famosa tagliola del Senato. Abbiamo esultato in un primo momento quando è passata alla Camera, seppure di pochi voti, se non ricordo male. No, è passato con una larga maggioranza. Con una larga maggioranza. E con il voto segreto. E poi ti aspettavano al Senato, come al solito, che è un po' il luogo in cui alcune delle leggi si arrivano. L'ultima precisazione dell'onorevole Zan l'ho trovata particolarmente interessante proprio sul tema della giornata di oggi, perché è vero che come dire, una società sana si accompagna poi anche ad una società florida da un punto di vista economico. Società florida da un punto di vista economico in cui le sostanze sono ovviamente più o meno equamente condivise, perché naturalmente se pensiamo, che ne so, all'Arabia Saudita, sicuramente... Giusto per fare un nome a caso. Un nome a caso, proprio non me ne veniva altri, naturalmente è un paese molto ricco, in cui però le ricchezze sono concentrate nelle mani dello 0,1% della popolazione, e la popolazione poi in realtà sta male, in cui di sicuro non sono rispettati né i diritti delle donne né i diritti dei disabili, men che meno i diritti delle comunità LGBT. Quindi davvero grazie per questa serata, che ricordo organizzata dall'Ordine degli Psicologi del Veneto. Speriamo che ci siano altre occasioni per parlare di diritti, perché è un tema appassionante che sicuramente riguarda tutti i cittadini, ma riguarda a maggior ragione chi si occupa in generale di salute, ma soprattutto chi si occupa di persona come della persona, del soggetto umano, come sicuramente gli psicologi. Grazie e buona serata. Grazie.